Con le nostre interviste, o meglio, con il nostro angolo, siamo un pochino la voce di questo San Salvario Emporium, ma non solo la voce, anche il giornale, perché stiamo impaginando un giornale, abbiamo avuto fortunatamente solo ospiti femminili questa mattina, quindi una bellissima così, sì. mattinata e continuiamo così con due nostre amiche che ci parleranno di vino. Per adesso abbiamo parlato più che altro di tessuti, abbiamo avuto le amiche di Cucitor, poi Lavinia e Valeria che ci hanno parlato di tessuti, quindi di manufatti creati da loro, e adesso parleremo di vini, ma prima Mao, come sempre, come abitudine, facciamo una piccola sigla musicale, Certo, per introdurre l'ospite, le ospiti. Le ospiti, in questo caso qualcosa di internazionale, perché stiamo parlando anche di un evento che sicuramente richiamerà, diciamo, gente da tutto il mondo, perché quando uno dice a Torino che si beve, si sa che si beve bene, ma lo vogliamo sottolineare. E allora, dottore, io le dico, se Si lei è beve pronto, e si berrà bene e è naturale. naturale, bravo. E allora direi, Mao, di fare un piccolo intro e poi parleremo subito con Giulia e Giada che sono già in postazione. Va bene, dottore. One, two, one, two, three, four. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir en un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de todo un día. Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía. Ay, muchachos, si nos dejan, buscamos en un rincón cerca del cielo. Cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con la nube el terciopelo. Pa, pa, pa. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Pa, 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 pa. Ay, si nos dejan, te llevo con la mano, corazón, y ahí nos vamos. Ba, 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 ba. Si nos dejan, ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ay, si nos dejan, ba, 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 ba. Si nos dejan. Ecco qua, grazie. Sentite che applausi arrivano da tutte le parti, cari Dalla amici. piazza, anche da lontano. Anche da lontano. La piazza è piena, ma non solo, dietro quella telecamera ci sono anche tanti amici che stanno seguendo la diretta Facebook per parlare di bere bene, ma bere bene anche naturale, e lo faremo con chi ha organizzato certo, un importante un importante evento che si terrà evento. sabato 26 domenica 27 ottobre. Diamo il benvenuto a Giulia e a Giada. Welcome, benvenuti. Adesso Eccolo qua, facciamo un applauso alle nostre ospiti che ci parleranno di bere bene e di bere naturale. Quindi voi avete organizzato, dicevamo, 26 e 27 di ottobre al Padiglione 5 Torino Esposizione, questa esposizione di vini. Cos'è il vino naturale? Allora, buongiorno a tutti. Ciao prima di tutto, Giulia. ciao. Allora, il vino naturale è un vino realizzato senza l'intervento della chimica, né in vigna né in cantina. Ecco, perché non tutti sanno che comunque anche un buon vino però ha sempre un, come dire, un supporto chimico spesso. Sì, molto spesso. Invece i vini dei produttori che partecipano a questa manifestazione sono realizzati completamente senza chimica. Quindi non fanno male e sono molto buoni perché non hanno filtri. Ecco, quindi anche quando prendi quella lorda che penso sia capitato a chiunque, poi la mattina non hai quello
dolor di capo, non sì, hai quei disturbi chiaro. allo Sì, stomaco ciucco, che sei spesso ciucco, perché è alcol ciucco sei comunque. ciucco, Però, è chiaro, insomma, perché non la hai fermentazione dell'uva dà alcol, ecco, però almeno non hai gli effetti, almeno il più delle volte non hai quegli effetti collaterali che sono tipici della chimica, ecco. E cosa si mette, cosa c'è di chimico nel vino, cosa si usano? guarda, Tannini? No, No. no, i tannini non sono Non sono chimici. No, chimici, sono- vedi che pensa io di che- vino ne Sai di so, chimica. sono Sai partito di subito chimica. bene. Bravo, Ecco. bravo, dottore. No, no, pensa che sono contemplate addirittura 180 sostanze chimiche in vigna, 140 in cantina, da disciplinare per un vino Sì, industriale la normale. cosiddetta Quindi- pastiglia che ogni tanto ti fanno mettere per... sì, tu puoi bere qualsiasi cosa quando bevi un bicchiere di vino e non lo sai, poi dici ho un cerchio alla testa e ci credo ti sei bevuto solo un industria cerchione chimica, a sì. volte, infatti. E quindi invece voi trattate, ci sono tanti produttori in Italia, e voi produttori italiani e non, o solo produttori italiani No, ci quest'anno saranno sono nell'esposizione? produttori italiani da tutta Italia, quindi siamo arrivati a un centinaio di produttori, ci sono diverse distribuzioni, quindi ci saranno da assaggiare migliaia di etichette. Migliaia Sì, di... sì, entrando... Ecco, è un po' di anni che tu ti occupi di questo, però finalmente qualcuno si è accorto di quanto sia importante parlare anche di vini al naturale, e quindi avete avuto uno spazio anche importante per poter Sì. esporre e per poter Giulia, fare... tu ti sei proprio appassionata a questa cosa qua del vino naturale, tant'è che insomma ci hai fatto un documentario, se non sbaglio. Sì, no? sì, tutto nasce da un documentario Da un che si chiama Senza trucco, Senza trucco, che uscito poi 10 anche anni il- fa, sì. Poi ho aperto una distribuzione di vini naturali che adesso sto chiudendo, mi dedicherò solo all'evento che nel frattempo è esploso, perché siamo alla quinta edizione, è nato come piccolo piccolo al Jazz Club con pochi Ah, pensa a produttori. te. Poi siamo passati al Teatro Espas e quest'anno appunto il comune ci ha proposto di farlo al Padiglione Padiglione 5. Lingotto, Sì, che- no, di Torino Esposizioni, Torino quindi Esposizione, al Valentino. al Valentino, ecco. Sì. Chissà Così dove accordiamo, andranno, chissà dove andranno poi prossimo al anno sarà Madison Square a Palazzo Garden, Madama, io Palazzo però- Reale, Palazzo ecco, ma Giada nel progetto, adesso parliamo, che cosa c'entra Giada? Ecco, è una domanda un po' provocatoria Non lo per... so, dovrebbe dirlo Giulia. Allora, Giada è arrivata quest'anno come un vero e proprio regalo del cielo, perché Giada è è un pozzo di risorse, fra cui il contatto col mondo della sostenibilità, per cui lei mi ha subito proposto cerchiamo di abbattere l'impatto di Ecco, questo quindi evento. l'incontro tra la produzione di vino e la sostenibilità, anche perché Sì. qui noi parliamo soprattutto di sostenibilità, ecco perché ecco la presenza di Giada. In che modo sei stata il loro supporto, questo pozzo, questa manna caduta dal cielo, Giada? Sì, diciamo che è stata un'idea abbastanza scontata, nel senso che appunto si parla di vino naturale e quindi c'è tutta una filosofia di vita, non soltanto una filosofia di pensiero, ma anche una pratica di vita coerente con la tutela dell'ambiente. Che parte dalla produzione, sì, quindi... esatto, all'interno della vigna, nella parte agricola. E perciò mi sembrava quasi scontato che un evento sul vino naturale avesse un taglio molto importante sulla sostenibilità e su un basso impatto sull'ambiente durante l'organizzazione, perché poi gli eventi, i grandi eventi, sono una fucina di inquinamento plastica, pazzesco. di Esatto. bicchieri ovunque e quant'altro. Esatto. E ho avuto la fortuna di avere degli amici che hanno vinto questo progetto che si chiama Basso Impatto, finanziato da Apertò, e quindi gli ho proposto di collaborare direttamente sull'evento e abbiamo deciso di instaurare questa collaborazione. E in modo pratico, come intervenite pratico, durante sì. la manifestazione? Ecco, in che modo? Allora, La loro ci gente stanno... beve? No, così No, non credo. con ecco. le mani no. No, loro ci stanno fornendo una consulenza anche a livello pratico, quindi vabbè, le persone bevono in bicchieri di vetro che trovano all'ingresso dell'evento. E l'acqua invece sarà gratuita, sarà distribuita gratuitamente tramite degli erogatori di acqua di Tecpur, che è un'azienda che depura e microfiltra l'acqua. sì, abbiamo Non già la- intervistato. Conosciamo, il sì, nostro sì, ospite. sono realtà che Perfetto. fortunatamente abbiamo imparato a conoscere anche noi. È una cosa importantissima che non la demineralizza. E loro venderanno anche delle borracce all'interno dell'evento, così non serve assolutamente portare bottigliette di plastica nel che padiglione. si possono riusare, riutilizzare. Esatto, portare a pertanto, casa, hanno un esatto. prezzo più che economico.
E infatti noi stiamo chiedendo a tutti, abbiamo fatto anche una lettera ai produttori, ai partecipanti, di seguire queste piccole regole che stiamo cercando di seguire e imparare anche noi con la collaborazione di A Basso Impatto. Quindi no plastica all'interno del padiglione, appunto acqua filtrata E sui trasporti? Scusa se Sui fate trasporti- qualcosa, cioè, perché chi verrà a vedere in qualche modo anche sul Sì. trasporto, cioè essere Sì, sì. sostenibili per quanto riguarda le persone che Assolutamente. vengono a trovarvi, che verranno alla mostra. Assolutamente, abbiamo indicato i mezzi pubblici con cui si può raggiungere la venue, stiamo incoraggiando a utilizzare le biciclette, anche le biciclette a noleggio della città, e a fare una bella romantica passeggiata nel Valentino, che Che d'autunno è bellissimo, tra meraviglioso, l'altro, certo. esatto, e quindi venire anche a piedi. Ti ho all'evento. interrotta, stavi aggiungendo ancora Sì, qualcosa? stavo aggiungendo Scusami. una cosa molto importante, perché ovviamente si stapperanno tantissime bottiglie, ci saranno un sacco di tappi di sughero e questi verranno raccolti e poi riutilizzati dalla cooperativa sociale Arti e Mestieri di Boves per fare dei pannelli di coibentazione a scopo edilizio. Benissimo, anche perché adesso esistono anche i tappi che sono di plastica, ecco. Invece un produttore di vino naturale anche dal tappo si vede. Sì, assolutamente. sì. Assolutamente, diciamo le ci cose come mancherebbe, stanno, dottore, quindi adesso. è una filiera, si parte dalla quella agricola, quindi dalla coltivazione Fino alla arrivare confezione, alla diciamo. confezione, imbottigliamento e poi, come diceva prima Giulia, assolutamente nessun tipo di chimica. Peccato che mi hai ripreso sul tannino, che ecco, però Se io no sono un poteva sembrare se quasi no un poteva essere una sentito- bella intervista. c'era quasi riuscito. Ecco, c'ero quasi riuscito, vabbè, comunque Riuscito, dottore, peccato. succede, peccato, Sono cose che peccato, succedono, ma del vabbè. resto è inutile dare false aspettative. No, è inutile siamo- anche riconoscere siamo sinceri. l'ignoranza Però legata al vino. È importante invece ricordare la data di questo evento, saranno Sì. 2 giorni, il weekend diciamo del 26 e del 27 di ottobre, Padiglione 5 a Torino Esposizioni. Tutto Valentino, bene? Valentino, Corso Massimo. Valentino. Parco del Valentino. Parco del No, Valentino. vorrei ancora aggiungere una cosa, ci Prego. sarà anche un sacco di cibo, perché se no uno la se no sbronza uno- è dietro l'angolo, esatto, no? se no sta male poi. Ci sarà cibo per tutti i gusti, anche lì abbiamo chiesto che, ma non era neanche da chiedere perché collaboriamo con amici e realtà gastronomiche che conosciamo da anni, che venga utilizzata verdura stagionale, chilometro zero, vedi, tanto pesce povero, piatti in materiale compostabile, ci sarà sicuramente qualcosa anche per chi è vegetariano, per chi è vegano e basta. E quindi no, e basta, hai detto niente. No, ci ecco, sarà anche il c'è caffè, ci sarà anche il C'è caffè. anche il caffè, non in Sì. cialde perché Non sappiamo in che è una cialde, cosa- ci sarà l'espresso del progetto Tierra, quindi il progetto legato alla sostenibilità di Lavazza, e poi ci sarà una microtorrefazione torinese che si chiama Gocce di Cioccolato e farà caffè con estrazione in filtro di un caffè che arriva da una piccola finca dell'Honduras. Ragazzi, allora vi invitiamo 26 e 27 di ottobre, Padiglione 5, Torino Esposizione, per Torino beve bene, è naturale. Ecco, l'abbiamo detto, grazie, e mangia anche bene perché ci sarà anche del cibo. Quindi ringraziamo Giulia. Giulia, volevi aggiungere qualcosa all'evento? Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto, Abbiamo detto assolutamente. tutto. Grazie a Giulia e Grazie a Giada. voi. Ciao. E noi vi salutiamo, vi lasciamo andare con ancora un pezzettino di il ritornello. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Si non stai a... Ciao, ecco, a tempo anche... È uno stupido lei.